lascio organizzare. Ci vediamo. Prova. Prova, prova. Prova. Prova, prova, prova. Così come? Sì. Tanto anche così penso che vada bene. Stiamo testando. Prova. Gradina, già re. Va bene? Va bene. Vabbè, take it out.
giovani. Amici di Basket Catanese, buonasera da Alessio Boschi. Alessandro Randazzo, buonasera gente. E benvenuti in diretta dalla cittadella universitaria, dove siamo pronti ad assistere al derby, al primo derby. Infuocato Palacus, potrei dire. Pieno di giovani, che sottolineiamo per entrambe le tifoserie, un bellissimo spettacolo di ragazzini festanti e tifosi. Bella festa per lo sport. Pronti ad assistere come noi a questo primo derby in questo campionato di C unica, quinta giornata. Il Gravina si presenta con 3 vittorie e una sconfitta, freschi da una vittoria in trasferta in quel di Marsala. Ottimo vino qua. Sì, e Giarre che decide di sparigliare le carte e le percentuali di vittoria in questo match, presentandosi dopo aver battuto la capolista Comiso, capolista che era imbattuta prima di perdere a Giarre dopo un tempo supplementare, e quindi partita che si prospetta avvincente e carica di emozioni. 2 cose da dire prima che inizi la partita, una per parte. Esatto, per il Gravina mancano 21 punti a Giuliano Lamantia per arrivare a quota 2000. Eh sì, li conteremo uno per uno oggi. E l'altra? Infine, Varotta di Giarre, possiamo dire... Che non è di Giarre, no, ma è stato appena comprato Giarre da Messina. Nuovo acquisto fresco per Giarre, alla prima uscita stagionale per lui. Andiamo a vedere i 2 coach con quali quintetti decidono di partire. Guadalupi si presenta con Simone Spina, Ruggero Elia, Enzo Santonocito, Sidibe e il Cap e Capitan Barbera, così pare. Risponde Simone D'Urso con Alberto Marzo, Claudio Casiraghi, Gabriele Vitale, questi ultimi ricordiamo ex di turno, e poi con il numero 2 abbiamo De Dolco e con il numero 20 abbiamo l'ottimo Saccone, relegato al nostro ultimo rigo per mancanza di spazio, ma a quanto pare questo non lo sapevamo solo noi. Altrimenti gli avremmo dato una casella principale. Abbiamo un minuto di raccoglimento al quale ovviamente facciamo seguito anche noi. E allora ci siamo in quest'area frizzantina, respiriamo profumo di derby, mettetevi comodi voi che potete, perché noi non lo siamo affatto. No, siamo molto scomodi oggi per voi tutto questo. Faremo delle rimostranze assolutamente al press che è seduto accanto a noi per avere una postazione più confortevole. E allora ci siamo, sta per iniziare il primo derby della C unica, Sport Club Gravina Basket Giarre. La prima palla è per il Gravina, Sidibe per Barbera, Santonocito dal centro, passaggio rischioso, intercettato da Alberto Marzo. Parte Giarre, prima azione offensiva, Vitale dal cuore dell'area, subisce fallo sanzionato al numero 2 Ruggero Elia, vediamo se così è. Primo fallo per Ruggero Elia, non va il tentativo da sotto canestro di Gabriele Vitale, prima escursione in lunetta per lui.
E primo punto per il basket Giarre e per Gabriele Vitale. Secondo tiro libero. Assegno anche il secondo, 2 su 2 per Gabriele Vitale. E Simone Spina pronto a riportare in attacco i suoi compagni di squadra. Sidibe, ancora Spina. Spintonato Santonocito, scontro fisico, Ruggero Elia dal centro, parte in penetrazione, perde la maniglia. Se la prende lui col piede. L'ultimo tocco è proprio suo, la rimessa è per il basket Giarre. Il campo più asciugato d'Italia. Vediamo in campo Vitale, Casiraghi, Marzo, gente che... Assolutamente. Vorrei sottolineare che Casiraghi quest'anno ha sfiorato la convocazione per i mondiali over 40, arrivando all'ultimo raduno. Mondiali che si sono svolti in Argentina. E allora Gabriele Vitale si appoggia su Saccone che torna da Vitale. Casiraghi esce dal blocco. Bravissimo Ruggero Elia a sporcare la linea di passaggio, la palla carambola su Casiraghi, palla recuperata a Gravina, Capitan Barbera dalla rimessa, Spina. Sidibe e Spina, Santonocito, sotto canestro, ottimo lo scarico per Sidibe che si gira, appoggia facile al ferro, 2 pari dopo un minuto di gioco. Riparte Vitale, lo scarico è per Saccone, penetrazione, quasi palla recuperata, buona difesa dei Barbera e Gravina che supera la metà campo, la tripla di Santonocito, non va a segno, Saccone per Vitale, transizione Giarre, Vitale preferisce fermarsi l'appoggio, lo scarico ottimo e per De Dolco non va, rimbalzo di Santonocito, si va da Spina. In penetrazione, peccato, l'appoggio a tabellone non va, ma attenzione perché non sarebbe stato neanche canestro. Spina infatti fa notare che era in penetrazione, ma gli arbitri non sono d'accordo. Arbitri Catalano e Crisafulli. Sì. Rimessa per il Grevin. Se ne incarica Spina. Sidibe, Spina, blocco di Santonocito, finta il tiro Spina, lo scarico in angolo per Sidibe che va da Santonocito, finta l'arresto e tiro, penetrazione, fallo e 2 tiri per Enzo Santonocito. Il fallo è di De Dolco. Sì, ancora punteggio calcistico se mi permetti. Dopo quasi 2 minuti di gioco. Studiando. Santonocito aveva provato a rompere il ghiaccio con la tripla ma non ci è riuscito, abbiamo messo questi 2 liberi, ne rimane uno. Il primo sputato dal ferro. Assegna il secondo, primo vantaggio Gravina, 3-2. Vitale. Spina su di lui. Si va da Alberto Marzo. Il blocco di De Dolco, Marzo dal centro, in penetrazione, lo scarico per Vitale che va in angolo da Casiraghi per una tripla pulita, non va a segno, rimbalzo di Barbera, riparte il Gravina, Spina in angolo da Elia, la tripla, corta, non va, rimbalzo, riparte Giarre, riparte Vitale, lo scarico in angolo per Casiraghi di nuovo. Si torna da Alberto Marzo, blocco di De Dolco, 8 secondi per andare al tiro per Alberto Marzo, bravissimo, sfortunato nell'appoggio, rimbalzo di Santonocito, Spina, Elia, si va sotto da Sidibe, lo scarico, Barbera, la tripla del capitano, tripla di Barbera, D'Urso decide di parlarci su. Primo time out del derby, il punteggio è 6-2 per i padroni di casa a 7 minuti e 10 dalla fine del primo quarto.
E allora siamo tornati dopo questo time out chiamato da coach D'Urso per parlarci su dopo questo mini break di Gravina. La tripla di Capitan Barbera e allora è Jarre pronta a ripartire con Gabriele Vitale. Marzo, De Dolco, Casiraghi, Marzo, Vitale. Il blocco è di Marzo, la tripla è di Gabriele Vitale che risponde a Barbera. 6-5. Spina, Santonocito, passaggio rischioso, letto da Alberto Marzo, la palla è solo sporcata, la rimessa dal fondo sarà ancora per Gravina, se ne incarica Barbera. Si provvede ad eliminare un po' di condensa dal pitturato verde e allora Barbera per Sidibe che non ci pensa su e di personalità 4 punti. mette a segno altri 2 punti. Vitale, Spina prova a rubare palla, Marzo restituisce a Vitale che restituisce a Marzo in penetrazione verso il centro. Bravo Marzo, ci ha provato, non ha trovato i 2 punti, ma trova il fallo di Ruggero Elia, no, di Enzo Santonocito, primo fallo anche per lui. 2 tiri per Marzo. Primo tiro libero a bersaglio per il capitano di Jarre. Non va il secondo. Santonocito per Spina, per Elia. Lo scarico per Santonocito, peccato, palla persa, riparte Jarre con Marzo dall'angolo per Casiraghi, non va la tripla. Spina riparte, supera la metà campo, passaggio rischioso per Barbera, bravo a recuperare, ancora Spina, blocco di Santonocito, tripla, non va, rimbalzo di Vitale, azioni un po' confuse da ambo le parti. De Dolco che rischia, quasi palla recuperata da Ruggero Elia. Sì, ma tocca a lui alla fine. Si continua con questa frenesia in attacco, anche se sono state triple pulite, magari un po' affrettate ma pulite, che non sono andate però a segno. Punteggio di 8-6 per lo Sport Club Gravina, rimessa laterale Alberto Marzo, Vitale. Casiraghi finta il tiro, Ruggero Elia su di lui, scarico in angolo per Marzo che tocca con il piede la linea laterale, palla persa per il Jarre. Barbera per Spina, 5 minuti e 30 alla fine del primo quarto. Spina, Santonocito, Elia, Barbera in post basso da Sidibe, Santonocito finta il tiro, penetrazione, fallo in attacco, fallo in attacco. L'arbitro Crisafulli lo sanziona al numero 22 Enzo Santonocito, che non è affatto d'accordo col fischio. Secondo fallo, coach Guada corre ai ripari facendo entrare Ali. Cambio anche per il Jarre che fa riposare Gabriele Vitale, dando spazio al numero 8 Malukas o Malukas, questo non c'è dato sapere. Dipende. Malukas. Secondo me Malukas. Sarà Malukas. Sarà sicuramente Malukas, ma Non abbiamo avuto modo di parlare. con Saccone andiamo sul sicuro. Marzo. Malukas.
Penetrazione è un po' giusto. Il fischio arriva con un secondo di ritardo probabilmente, ma a dover di cronaca possiamo dire che il gomitello c'è stato. Contatti che spesso vediamo, lì poi anche la bravura dell'attaccante che deve cercare quantomeno di nasconderlo, cosa che non è stata fatta in questo caso, quindi fallo in attacco al Giarre. Spiegazione a coach D'Urso. L'arbitro catalano fa segno proprio di gomitino un po' alto. E allora rimessa dal fondo. Spina. Lo scugnizzo di Gravina supera la metà campo. Il blocco di Ali. Bellissimo il dai e vai. Lo scarico. La tripla di Barbera. Non va il rimbalzo di Malukas. Saccone. Transizione Giarre. Saccone. Malukas da 3. Appena entrato. Non va. Ancora rimbalzo di Barbera. Spina. L'aiuto è di De Dolco. Lo scarico è per Sidibe che non ci pensa due volte. Sfortunato. Attenzione. Bravo Ali. Ali combatte ma niente da fare. Ali combatte ma non riesce a recuperare palla. E allora sarà rimessa a Giarre. Punteggio bloccato. Sull'8-6, sì. Metà, poco più della metà del primo quarto. 4-16 per la precisione. Si discute. Vediamo se capiamo di cosa. No, l'arbitro va al tavolo a verificare che tutto sia regolare. Sarà un'altra partita che attenterà alle nostre coronarie come l'ultima casalinga. Ma guarda Ale, non lo so, è partita stavolta però un po' più equilibrata dell'altra. L'altra c'è stata quella rimonta, un po' folle. Fatelo anche per noi, insomma. Sì, insomma, preservateci. Una ogni due. Sì, almeno un ogni due. È entrato con il numero 0 anche Varotta, proprio lui. Freschissimo. Casiraghi. Sì, è uscito Casiraghi, ma Lucas dal fondo per una nuova rimessa a Giarre. E allora è Varotta che tocca il suo primo pallone, si esibisce subito con un numero, supera la metà campo, va sotto canestro da De Dolco, sportellate con Ali, difesa ai limiti del contatto, bravissimo De Dolco a mettere a segno 2 punti. Pareggio Giarre. Parità. Spina, Barbera, Sidibe, Elia. Blocco di Ali. Elia per il centro, ferma il palleggio. Spina, finta il tiro. In penetrazione, bravo Simone. Buono lo scarico. Non trova l'appoggio al tabellone Sidibe. La rimessa è per il Giarre. Saccone. Marzo, Varotta, Barbera su di lui. Varotta lo sfida in penetrazione, buono lo scarico. Non tira Saccone che si avventura. Non c'è stato il fallo sulla penetrazione di Saccone, c'è stato il fallo di Saccone sulla transizione di Gravina. Cambio, esce Sidibe, entra con il numero 23 Giuliano Lamantia. 21 punti per i 2000. 21 ai 2000. Ricordiamolo. Ora non ne parliamo più, sennò poi se ne fa pochi pare che siamo stati noi No, che assolutamente. L'abbiamo detto, siamo lì che monitoriamo. Spina. Non va la penetrazione, bravo Ali, ma sullo scarico è nuovamente Ruggero Elia a pestare
la linea laterale. Ed entra per il Jarre Il numero 1 Radovic. Un po' di riposo per Saccone. Un coach Guadalupi molto tranquillo finora. Ecco, esatto, appena richiamato. Perché gli dicono: coach, lei è troppo calmo, 8 pari, un derby, ma lui e lui quindi sa il fatto suo. va a cazziare un po' sui giocatori adesso. Un po' di animo. Rimessa Jarre, Alberto Marzo. Va da Malukas, Barotta, la tripla. Rimbalzo nuovamente di Capitan Barbera. Spina. Elia restituisce a Spina. Ali. La Mantia da 3 non va. Lotta Elia, ma il rimbalzo è di Jarre. Alberto Marzo. Barotta. De Dolco. Al ferro. 2 punti. Vantaggio Jarre, 10-8. Bravo Spina. Finta lo scarico, prova il terzo tempo contrastato, ma la rimessa è ancora per il Gravina. Cambio, esce De Dolco ed entra con il numero 15 Costa. Nuovo cambio anche per il Gravina, rientra Sidibbe, esce Barbera. 2 minuti e 15 a fine primo quarto, più 2 Jarre. Spina dal fondo. Serie di blocchi. Ottimo lo schema offensivo su questa rimessa. Ruggero Elia trova un fallo in penetrazione, quindi saranno 2 tiri liberi. Occasione per portare la sua squadra nuovamente in parità. Non va il primo. Secondo tiro libero per Elia. A segno. Primo punto della partita per Elia. E primo punto anche per Elia. Marzo. Radovic. Barotta. In penetrazione, bello lo scarico, si torna fuori da Malukas che commette infrazione di passi, palla persa Jarre. Uomo contro uomo ancora al momento per quanto riguarda le difese. Riparte Spina. Ali. La Mantia, blocco di Ali, dal centro Sidibbe per la sua mattonella, rimbalzo di Elia, sportellate e accenno di contatto, non sanzionato. Appoggia il tabellone da Radovic che non trova i 2 punti, fase un po' confusa, riparte Spina, la Mantia finta la tripla. Spina da Sidibbe, non va l'appoggio, ma va il tap-in. Contro sorpasso, 11-10. Bravo Sidibbe a farsi perdonare il primo errore. Marzo Barotta. Malukas perde il secondo per tirare. Fallo del numero 23 Giuliano Lamantia. Cambio per coach D'Urso e cambio per coach Guada. Entra di nuovo Gabriele Vitale che dà 1 minuto di riposo ad Alberto Marzo. Cambio per il Gravina, esce Simone Spina, entra Riccardo Lamantia.
Vitale dal fondo, Costa, Malukas, Barotta, Elia su di lui, balla la conclusione sul ferro di Barotta, rimbalzo di Elia che chiama testa, parte la Mantia per un blocco, controblocco di Ali, ancora Elia, la Mantia, si va dalla Mantia, Giuliano, Ali per la Mantia, Sidibe, 4, 3, 2, fischiati 24, infrazione di 24 secondi. Buona difesa di Giarre. Buona difesa di Giarre, sì. Zambataro per questi 19 secondi. Di qualità. Esce Lia. Palazzetto gremito, lo possiamo dire. Tifoserie correttissime. E ultima azione per il Giarre. Vediamo se sarà così. Vitale, la Mantia su di lui. 12 secondi. Vitale parte, lo scarico è per Costa che sbaglia ma prende rimbalzo. Lo scarico ancora per Vitale, non va. Malukas. Se fai prendere, se concedi 3 possessi negli ultimi 18 secondi. Sì, diciamo che uno di questi potrà essere quello vincente. Così è stato, più uno Giarre. Più uno Giarre per un primo quarto molto equilibrato. Segnaliamo un piccolo vantaggio di 4 punti per il Gravina, subito ripreso da Giarre. Sì. E quindi partita che rispecchia ampiamente quelle che erano le nostre previsioni. Ci rivediamo fra 2 minuti. Pronti per il secondo quarto. Zambataro, la Mantia, Ali Sidibe per il Gravina, Barotta, Vitale, Malukas, Radovic, Costa. Lo starting 5 di risposta per il basket Giarre. Starting 5 per questo secondo quarto. Barotta, prima rimessa e primo attacco per il basket Giarre. Vitale, Radovic, c'è fallo al numero 7, la Mantia. Malukas dal lato, blocco verticale di Costa per Vitale. Radovic, blocco di Costa, va per il fondo,
va per il centro, scarico per Malukas, buona la difesa di Gravina, prova la tripla, non devo parlare. Tripla di Malukas sulla buona difesa innegabile del Gravina. Zambataro, Sidibe, attenzione, più 4, massimo vantaggio per Giarre. La Mantia risponde da 3, non va. Radovic, Costa supera la metà campo, si va da Malukas, in penetrazione contro la Mantia, l'appoggio al tabellone, più 6. Break. Sale in cattedra e mini break aperto per il Giarre. La Mantia, blocco di Sidibe, la Mantia per il centro, scarico da Zambataro, Ali, blocco, sporcato il passaggio di Vitale, non va la cosa più semplice per Gabriele Vitale, ossia l'appoggio. Riparte il Gravina, Sidibe, Zambataro, il clima si fa infuocato e siamo appena al secondo quarto. Ancora una palla recuperata. Vediamo il secondo tentativo di Vitale. Attenzione perché più 8, corre ai ripari coach Guada. Break aperto di 8-0 per il Giarre. Buon recupero di Costa qui, segnaliamolo, perché sì, Vitale poi si ritrova solo sotto canestro. Ottimo Costa a recuperare la palla e a lanciare subito, sì, Vitale come il miglior Pippo Inzaghi, pronto primo a scattare. Sbaglia, il secondo no. Il secondo non lo sbaglia. Coach Guada decide di parlarci su perché in meno di 1 minuto e mezzo Giarre scava il primo solco in questo match. 11-19, 8-25 all'intervallo. È ancora lunga. È ancora lunga, vediamo se ci sarà intanto magari qualche cambio. Un cambio difensivo, magari. Provare Vediamo. a contrastare quest'inerzia che in questo momento è totalmente nelle mani di Giarre. Sì, ma Lucas, devo dire, ottimo ingresso nel secondo quarto. Assolutamente, assolutamente. Non ci sono cambi di quintetto. Cerchiamo di fischiare i falli. Si riparte dal fondo. Ali per Elia, che si improvvisa anche playmaker. Sidibe, Elia, Ali, Barotta sulla Mantia, sportellate tra i due. Posso dire che dalla nostra postazione anche questo fallo è stato abbastanza evidente. Questi sono quei falli un po' anche di reazione, perché c'era stato prima il controcontatto, il primo contatto di Barotta sulla Mantia. Probabilmente la posizione dell'arbitro non l'ha indotto a fischiare, ma anche dalla nostra postazione il primo contatto era abbastanza netto. Qua Barotta forse accentua un po'. Però Giuliano gli va proprio addosso. Sono rientrati gli Avengers nel frattempo, Santonocito e Barbera. Sì. E riparte Giarre. Vitale per Radovic, lo scarico è per Barotta. Barotta in angolo. Radovic, la tripla, non va. Rimbalzo di Costa. Ancora terzo attacco per Malukas. Quasi palla rubata. E qui è giusta la rimessa Gravina, almeno da quel che mi è parso di vedere. Sì, eravamo molto vicini. Sì, Vitale forse ha perso un attimo la direzione del pallone, ma sembrava all'ultimo tocco fosse stato proprio il suo sul rimpallo. Santonocito in post basso e fallo, canestro e tiro libero aggiuntivo per il professore Santonocito. Enzo Fausto, bravo Enzo Fausto, possiamo dirlo? Sì, il suo tiro questo va, cioè, molto sicuro di sé, un po' a spallate, e poi si prende pure il fallo. 3 punti. 3 punti per Enzo Santonocito.
14-19. Vitale contro la Mantia, occhio ai contatti. Radovic, blocco di Costa su Sidibe, bello lo scarico di Radovic ma rischioso. Costa combatte, Costa non la perde, Sidibe su di lui, si tuffa Elia, palla contesa, la Freccia premia la formazione di casa. Bravi ragazzi, un po' rugby ma di mentalità. Bravi ragazzi a tuffarsi senza indugi. Rientra Alberto Marzo, esce con il numero 1 Radovic. Ancora non ha referto lui. Allora, altra occasione per ridurre il gap per il Gravina. Elia, ma Lucas su di lui. Si va dal capitano. Barotta prova a rubare palla, ma oltre al pallone trova il polso di Barbera. Primo fallo per Barotta. Nessuna protesta per il numero 0 Giarrese. Ci ho provato. Sant'Onofrio dal lato. Blocco di Elia per Barbera. Si va da Elia sotto canestro. Finta il tiro. La penetrazione. Quasi palla persa. Si va da Barbera che non trova l'appoggio. Riparte Giarre. Barotta. Costa. 2 punti. Giarre continua a sfruttare i contropiedi. Non c'è fallo neanche in questa azione. Nuova transizione. Spinge Vitale per Barotta da 3 punti. Non va. Sant'Onofrio. Barbera. Blocco di Sant'Onofrio. Sidibe da 3. Niente, non va. Ma Lucas. Vitale. Marzo liberissimo. Airball. Provato per prendere la palla. Attenzione Vitale. La Mantia palla persa, bravo Vitale. Ma Lucas per Costa, lo scarico per Vitale. 2 punti. 9 punti per Gabriele Vitale. Ottimo inizio per il play giarrese. Di nuovo più 9. Tutti nel frattempo ai cambi, almeno 8 persone. La tripla di Sant'Onofrio. Niente, Gravina è in un momento di difficoltà dal punto di vista offensivo. Siamo dei cambi pronti magari per dare un po' di vitalità. Marzo chiama palla Vitale, la riceve. Barotta. Si resta ancora uomo. Barotta lo scarico per Malucas, libero dall'angolo. Non trova il canestro. Sarebbe stato troppo forse. Meglio così per il Gravina. Sant'Onofrio. Stoppato da Marzo. Contatti su contatti. Malucas. Tripla. Attenzione perché corre ai ripari. Nuovamente coach Guada chiama invece la propria tifoseria, il Giarre. Il punteggio è 26-14 a 4:35 dalla fine del secondo quarto. Giarre che sembra aver trovato le misure. Sì. Al Gravina che è fermo a quota 14. Ma Lucas ha dato una scossa iniziale che ha permesso al Giarre poi di continuare in questo secondo quarto a giocare la sua partita tranquillamente. Il Gravina invece solo quel gioco da 3 di Sant'Onofrio, per il resto un po' un blackout. Sì, soprattutto a conclusioni affrettate in attacco da parte del Gravina. Aggiungiamo anche, soprattutto nella prima parte di questo break, una serie di azioni in contropiede, quindi come dire, brutta scelta in attacco e non torni in difesa
La frittata è fatta. Entrambe le condizioni portano poi a un meno 12 a come stiamo assistendo da una partita sostanzialmente equilibrata. Ora vediamo che entrano Spina e Signorelli per provare a dare un attimo un cambio a questo Gravina. Rientra anche la Mantia, quindi è uscito Elia, Sidibe. Allora io sono curioso di vedere intanto se Gravina resta... Ci sono stati dei cambi anche per Giarre. Sì. Sono curioso di vedere se ci sarà qualche cambio, soprattutto difensivo. Signorelli per Spina. Bisogna rientrare in partita. La Mantia, Spina, Santonoscito, De Dolco su di lui. Fallo sul terzo tempo di Enzo Santonoscito. Canestro per lui. Il fallo è del numero 2 De Dolco. E allora Enzo Santonoscito ha la possibilità di riportare i suoi a meno 10. Assegno il primo tiro libero per il numero 22 biancorosso. 2 su 2. Meno 10. Saccone. Marzo per Saccone. Si torna da Marzo. Signorelli su di lui. Fisicamente pronto a reggere il confronto. Saccone. Mancano 6 secondi, Saccone in penetrazione, lo scarico è per Marzo, non va la tripla, non c'è rimbalzo. L'ha preso De Dolco che prova un gancio stile Flavio Carrera, per chi ha qualche anno in più come me se lo ricorderà. Scelta non ottimale vista la conclusione. Gravina ha la possibilità di ripartire per un nuovo attacco. Spina, Signorelli, Santonoscito. Cambio per Signorelli. De Dolco su Santonoscito. Si va da Signorelli. Bravo a Alberto Marzo a non concedere un tiro pulito. Saccone nell'area si ferma. Da Marzo, De Dolco, da Marzo. Da Malucas, blocco di De Dolco. Ancora Malucas. Non va, ma c'è un rimbalzo offensivo. Nuovo attacco Giarre, bravo Marzo. Bravo Marzo. Non va. Fallo anche qui di frustrazione. Quel classico falletto che fai quando fai tutto bene e sbagli quell'appoggino sotto canestro che sembrerebbe la cosa più semplice. Fallo di Marzo. Altra occasione per Gravina. Chiama 3 Simone Spina come i minuti alla fine del secondo quarto. Bene. La Mantia, Santonoscito, Spina. Sputato dal ferro. Si combatte. Bravo e fortunato Saccone a conquistare questo rimbalzo e a ripartire. Ottimo lo scarico per una tripla pulita di Casiraghi. Non va il rimbalzo di Spina, si riparte. Spina. Signorelli, tiro libero per lui ma vale 2. E allora il divario torna ad una cifra di distanza, meno 8. In una cittadella infuocata come potete sentire. Saccone. Spina su di lui, Saccone contro tutti, perde la maniglia, premiato dall'arbitro Crisafulli. C'è cambio, rientra Radovic e c'è anche minuto. Questa volta è coach D'Urso che decide di chiamare a sé i suoi ragazzi. Un minuto diverso per il Gravina in un clima più sereno. Segnali di ripresa in questo scampolo di secondo quarto.
Giarre comunque ha fatto uscire sia Vitale che Costa, che erano due giocatori che stavano contribuendo al vantaggio della squadra ospite, che adesso si è un po' fermato, quindi sicuramente D'Urso sta facendo riposare alcuni suoi giocatori e quindi il Gravina ne sta approfittando. Come punteggi, come punti personali per il Gravina segnaliamo i 6 di Sidibe e i 6 di Sant'Onofrio, e per Giarre doppia cifra per Malukas e 9 punti per Gabriele Vitale. Poi ne abbiamo persi un po' però. Perché? 6, 12, 14, 17, 18, no, pensavo fossimo a 26. Rimproverato da Alessandro Randazzo, a cui chiedo umilmente scusa. Accetto le sue scuse, siamo solo al secondo Per quarto. un punteggio che è come questa telecronaca, preciso, puntuale, perfetto, almeno a detta nostra. Ci mettiamo tanto cuore. Quello che speriamo possa mettere in campo Anche lo Sport Club Gravina in questi 2 minuti per cercare di riagguantare o quantomeno di ridurre questo -8. Ci ascoltano perché la palla è rubata per i contropiedi che piacciono a noi. Giarre prova a recuperare palla, per nostra fortuna si resta in attacco. Spina dal fondo, blocco per la Mantia, esce Barbera, si torna dalla Mantia, bravo Casiraghi a sporcare la linea di passaggio. 14 secondi per andare al tiro per la formazione di casa, nuova rimessa dal fondo. Barbera dall'angolo, graziato dal tocco di piede. E allora si riazzerano i 24 e si riparte con una nuova rimessa dal fondo. Barbera, Signorelli, Sant'Onofrio, corto, Radovic, consegnato per Saccone, corna per il Giarre, De Dolco. Il fallo è di un bravo Alberto Marzo che evidenzia il contatto con Signorelli, contatto che c'è stato comunque. Sì, i contatti ci sono, poi se vengono evidenziati sicuramente l'arbitro va davanti. È difficile non fischiare. Radovic, Saccone, Marzo, De Dolco per il raddoppio di Signorelli, il giro di Valzer di De Dolco, Di nuovo più 10. che si esibisce in questo giro nel pitturato, e altri 2 punti per il Giarre. Barbera, Signorelli libero, non lo vedono. Sant'Onofrio, non va. Casiraghi, Marzo, 1 minuto alla fine del secondo quarto. ultimo giro di lancette, Saccone, Marzo finta la tripla, Casiraghi di petto, Casiraghi la perde, Signorelli, Barbera lancia Spina che ci pensa su, no, È riuscito. la tripla del capitano, -7, ultima azione, se non ci saranno falli. Ne mancano 15 di secondi per andare al tiro. Alberto Marzo, Signorelli su di lui, ne mancano 10. Marzo, Radovic, Barbera su di lui, Radovic e fallo. Fallo di Signorelli sulla penetrazione di Radovic, non c'è bonus per il Gravina. C'è il secondo fallo di Signorelli e ci sarà rimessa con 3 secondi e 67 a chiusura di questo secondo quarto. Non ci sono 2 tiri D'Urso perché non c'è bonus. Sì,
Sì, erano ancora 3 falli di squadra. E allora 3,67, Radovic dal lato, De Dolco che prova la preghiera che non va. E allora sul punteggio di 21-28 per la squadra ospite, per il Basket Giarre, siamo all'intervallo di questo derby. Piccola pausa anche per noi, tra qualche minuto si torna qui per un terzo quarto avvincente di Sport Club Gravina Basket Giarre. A dopo. Allora siamo pronti per il terzo quarto, 28-21 per il Giarre. Torniamo in diretta dalla Cittadella Universitaria. Questa quinta giornata, campionato di C unica. Vitale, Malucas, Vitale, Barotta, finta il tiro, Barbera su di lui, De Dolco, ha ancora un gancio che non va, Spina. Signorelli in posizione di guardia sotto canestro da Santonocito, lo scarico per la tripla di Giuliano Lamantia che non va, bravo Santonocito, rimbalzo, tenta lo scarico, non si intende con Santonocito Giuliano Lamantia, ma per fortuna c'è la deviazione di De Dolco e nuova rimessa in attacco per la formazione di casa. Spina per Signorelli in penetrazione, uno scarico rischioso, un'altra deviazione, un'altra azione in attacco con 9 secondi per andare al tiro. Spina dal fondo, Lamantia, ancora Spina, Lamantia, 4, 3 e primi 2 punti. Ne mancano 19. Io non l'hai detto tu. Vitale, allora serve difendere per rientrare in partita. Vitale fa ballare Spina, arresta il tiro, non va. Barbera, Santonocito, Signorelli, Giuliano Lamantia per Spina, in guardia, il blocco è di Santonocito, va per il fondo Spina che rischia un passaggio 3 contro 1 in mezzo a tante mani. La stoppata del capitano, la stoppata del capitano, il fallo di Barotta, e queste sono le azioni che possono cambiare l'inerzia del match. Sentite l'entusiasmo della Cittadella. Si riparte. Spina, Lamantia, il blocco di Enzo Santonocito, Signorelli dal centro, Marzo su di lui, Spina per Signorelli dall'angolo, splendida azione e splendida circolazione di palla per il Gravina che torna a -3. Vitale, Marzo, Barotta, coraggioso, subisce fallo sul terzo tempo, il fallo è di Spina, non è d'accordo Lamantia che va a chiedere chiarimenti, fallo del numero 17. È svenuto, buttatelo fuori! L'arbitro Crisafulli a colloquio da coach Guada.
Vediamo Varotta dolorante nel pitturato, fatica a rialzarsi. Si rialza Varotta. Tiri liberi per lui, assegno il primo, torna più 4 Giarre, assegno ancora Casiraghi, 2 su 2 dalla lunetta, riparte il Gravina, Barbera, Santonocito, lo scarico per Spina, fallo sulla penetrazione, il fallo è del numero 9 Casiraghi, secondo fallo di squadra per il basket Giarre, è rimessa dal lato per i padroni di casa. Santonocito va da Spina, la Mantia in post basso, Santonocito contro De Dolco. Bravo Malukas a recuperare palla, ma non può evitare di pestare la linea laterale. (14 secondi per questa azione). No, perché c'è stato invece un tocco di piede, quindi non piede sulla linea. No. Allora c'è di nuovo un cambio nella scelta arbitrale, nella decisione, è piede pestato, è linea laterale pestata e quindi 14 secondi per questa nuova azione. Spina, Signorelli, la Mantia, segno! Altra tripla per il numero 23, -2. Mancano 16 punti. La palla è recuperata da Spina. L'appoggio per Santonocito. Parità a quota 30. 7 minuti alla fine del terzo quarto. Gravina è di nuovo lì. Vitale, Casiraghi lamenta la mancata ricezione. Malukas prova a contrastarlo la Mantia, che sportivamente si accusa del fallo. Fa valere il fisico Malukas e saranno 2 tiri liberi per il numero 8 in maglia giallo-blu. Il lunetta Malukas. Dentro il primo. Seconda gita in lunetta per Malukas. Non va il secondo, il rimbalzo è di Santonocito. Simone Spina. Blocco di Santonocito. Vitale su Spina. La Mantia, Malukas su di lui, palla nel cuore dell'area da Signorelli, lo scarico di Barbera per la tripla, non va, riparte Vitale, De Dolco,
La sporca Santonocito. Marzo. Signorelli su di lui. Marzo, ma Lucas da 3 non va. Santonocito, Barbera. Ancora Santonocito, Spina. La tripla di Spina. Nuovo vantaggio. 33-31. Vitale contro Spina, la lancia. Signorelli, riparte Spina, supera Malukas, lo scarico per l'asse. Spina, Santonocito e l'inquadratura è per lo Scugnizzo con il numero 17 che gasa la sua squadra e la sua panchina. C'è fallo, c'è canestro e il punteggio è 35-31 per i padroni di casa. Ottimo inizio di questo terzo quarto, Ale. Sì, qua Spina fa due cose bellissime. Intanto la tripla che aveva tentato anche al primo quarto, poi lui non è uno che tira molto da fuori, diciamo, pensa più alla squadra, qua se l'è sentita, 3 punti, e poi l'assist al bacio per Santonocito in contropiede, quindi devo dire che il Gravina c'è. E ora questo più 4 su Giarre prenderà sicuramente le contromisure, staremo a vedere. Il timeout è stato chiamato da coach D'Urso per porre fine a questa emorragia difensiva che vede Gravina rimettere il naso avanti quasi a metà di questo terzo quarto, di questo derby di C unica. Rientrano i quintetti. Rientra Costa per il Giarre. Sì. Minuti di riposo per il numero 2 De Dolco. Anche il libero ora. E allora andiamo a vedere la gita e lunetta del numero 22, Santonocito. Assegno Santonocito per questo più 5 di marca biancorossa. Vitale, Malukas, la mantia su di lui, il blocco è di Costa. Palla recuperata, no! Ci mette ancora la mano Spina che tenta una zampata che non si perfeziona. Quasi palla rubata. Nuovo attacco Giarre con 14 secondi sul cronometro a termine di questa azione. Vitale dal fondo, buono il cambio difensivo di Lamantia e Spina dal fondo. Che eleganza, che canestro di Claudio Casiraghi, che canestro di Claudio Casiraghi, che bel canestro. Spina, ancora l'asse Spina, Santonocito. Volevo dire l'asse SS, ma non è il caso. Non è una citazione felice. Non vogliamo ricordare. Non è una citazione felice. L'asse Sasp, ti piace di più Sasp? Direi Spina Santonocito. Diciamo Spina Santonocito, 2 tiri liberi. Non va il primo. Coach Guada rimanda Ruggero Elia sul cupo del cambio. Elia solo un punto. Sì, solo un punto. Non va neanche il secondo. Bravo Signorelli. Nuova azione Gravina con testa. Signorelli, lo scarico è per la Mantia. Il rimbalzo offensivo di Santonocito, quasi convinto di trovare un appoggio facile al tabellone. Gli dei del basket non sono d'accordo. Il tiro viene sputato. Nuovamente in lunetta, forza Enzo.
Queste sono occasioni per andare avanti che dobbiamo sfruttare. Bravo Signorelli che si guadagna l'applauso del pubblico. Un po' di riposo per lui. Ottimo il contributo dato in questo terzo quarto. E allora torniamo in lunetta, dove scampagna Enzo Santonocito. Cambio. Saccone per Vitale. Un po' di riposo per il play con il numero 6 del Giarre. Forza Enzo, primo segno. E giù anche il secondo. 3-8-3-3. 4:40 a fine terzo quarto. Malukas, la mantia su di lui. Palla persa, cambia l'inerzia, cambiano le facce in campo, c'è convinzione da parte del Gravina, c'è un Giarre che non si disunisce, ma che è un po' in emergenza in questa fase. Spina per Elia, la mantia, Barbera, il blocco di Santonocito. Bravo la mantia, arresto e tiro, pulito, non va. Rimbalzo di Alberto Marzo che riporta in attacco i suoi. Si va da Casiraghi in post basso. Buono lo scarico, non va l'appoggio di Costa, riparte Spina per Elia. Fallo in attacco. Molto scordinato qui Elia, facile chiamare il fallo in attacco. Purtroppo non è riuscito a entrare in partita oggi. Vedremo. Manca comunque ancora tanto. Ha ancora 14 minuti per farlo. Coach D'Urso richiama in panchina il tecnico Malukas per il concreto Radovic. Saccone. Si continua con una difesa uomo per entrambe le squadre. Palla recuperata dal Gravina. Signorelli per Spina che ne mette altri 2 e siamo più 7. Attenzione, potrebbe essere un momento importante di questa partita. Saccone. Ancora Spina che prova a rubare palla. Marzo. Questa volta l'asse è Marzo Radovic. C'è fallo, c'è 2 tiri. C'è fallo, ci sono 2 tiri per Alberto Marzo. C'è un cambio. Falso ingresso in campo Renna. Un po' di riposo per Barbera. È cresciuto l'agonismo in questi secondi. Diciamo al limite del fallo, qualsiasi tocco che ho visto. Però stavolta gli arbitri lasciano giocare sia la palla recuperata su Saccone sia ora questo fallo, diciamo, ho visto più falli in uno. E allora questa volta è Marzo che dalla lunetta ha la possibilità di ridurre il vantaggio che ha in questo momento il Gravina, che è di 7 lunghezze. Non va il primo di Marzo. Attenzione, 0-2. E allora ghiotta occasione per il Gravina. Spina, Signorelli, la mantia, ancora per Elia. Elia in penetrazione. Il torello bianco-rosso appoggia al tabellone, ne mette 2 e tiro libero aggiuntivo per lui. Attenzione perché siamo più 9 e c'è la possibilità per il Gravina di andare sul massimo vantaggio in un momento fondamentale di questo match, perché mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. Giarre non riesce a ritrovare la quadra, a segno Ruggero. 4-3, 3-3 e 3 alla fine del quarto numero 3. Costa, fallo.
Fallo del numero 17 Spina. In bonus entrambe le formazioni. Ad ogni fallo si va in lunetta. Fallo su Marzo. Fallo su Alberto Marzo, che viene da uno 0-2. Continua a sbagliare Alberto Marzo. A segno, c'è cambio. Barotta proprio per il numero 12 Alberto Marzo. Un po' di riposo per l'esterno giarrese. Santonocito per Spina. Più 9. Supera la metà campo. Renna, Spina. Renna, Lamantia. Capisce tutto Saccone, che come un razzo si fionda a sporcare questa linea di passaggio. La rimessa dal fondo è ancora per i padroni di casa. 10 secondi sul cronometro per concludere questa azione. Ne abbiamo 11. Nuovo cambio. Entra Sidibbe. Riposo per il numero 22 Santonocito, autore di un'ottima prestazione. Spina. Renna dall'angolo. Signorelli, Elia, Spina tenta uno scarico intercettato da Barotta, che la scarica a Casiraghi. Barotta al rimbalzo, nuova azione per Giarre, Radovic, Costa di fisico. Saccone, c'è fallo tecnico sanzionato al numero 23 Lamantia. Che è successo? Siamo persi qualcosa? Ah, simulazione forse. Simulazione. Hanno chiamato flopping. Sì. Non è d'accordo. E allora Lamantia per Lamantia, Sì. che come mi piace sempre dire fa Lamantia al quadrato. Sì. Confermo. Mi sono che hai appena detto. Grazie per non averla commentata. Supporto. Riccardo per Giuliano. Per spegnere un po' gli animi non è d'accordo con la chiamata dell'arbitro. E quindi un tiro libero per Casiraghi. Assegno Casiraghi. Si riprende da dove eravamo rimasti. Più 8 per Gravina. Rimessa Giarre. Saccone dal fondo. Costa. Radovic. Blocco di Costa. Radovic dal fondo. Bello lo scarico. Barotta. Ottima l'azione di Giarre. Il fresco Barotta mette i primi punti a referto. Bella circolazione di palla. Bella tripla per gli ospiti, che accorciano. Sidibbe, Renna, Spina, quasi persa. Bravo Simone e bravo Elia. Al limite dei passi. Il cuore di Simone Spina, il cuore dello Scugnizzo. Saccone, lo scarico, palla in tribuna. C'è fallo chiamato da Crisafulli. Il fallo è di Riccardo Lamantia ed è il secondo. Comunque Spina nei momenti che contano. Una spina nel fianco di Giarre. Sì, degli avversari in generale lui quando si attiva e mette il cuore, diciamo, anche gli altri lo seguono ed è responsabile oggi dei momenti, diciamo, che hanno dato qualcosa in più alla partita del Gravina.
Adesso vediamo Jarre come reagirà, ancora manca un quarto. Assegno Saccone. Anche lui, primo punto al referto. Non va il secondo. Elia al rimbalzo. Riparte Spina. La Mantia. Renna. Da solo. In angolo. Per 2 punti. Che sembrano facili. Ma facili non sono. Saccone. Radovic. Il blocco è di Costa. Saccone in acrobazia. Bravo Costa a rimbalzo. Finta. Passi, giusto. L'idea era giusta. L'azione messa in atto per concretizzarla un po' meno. Muove entrambi i piedi. L'infrazione è quella di passi di partenza. Più 8. Mancano 50 secondi. Spina. Renna. La tripla. Non va. Radovic. A rimbalzo. In transizione. Contro tutti. Stava per fare un cost to cost. Un cost to cost di qualità. Non vede i suoi compagni perché comunque trova un corridoio. E Saccone ai lati che si erano liberati, poi lui preferisce andare da solo. La scelta non è affatto sbagliata perché il contatto se l'è preso. Lo trova e allora il lunetta, il numero 1, Radovic. Assegno. Anche lui primo punto della gara. Non l'avrei detto, sai? Eh sì, sempre abbastanza presente. Giocatore di sostanza. Assegno anche il secondo. E allora per l'ultima azione Guadalupi rimette in campo il capitano. Barbera si siede con il numero 15 Sidibe. A colloquio l'arbitro Daradovic che dice la maglietta deve stare nei pantaloni, se no ti faccio uscire. Allora, potenzialmente altre 2 azioni. La prima è del Gravina. Barbera da Spina, da Elia, da Spina. Ancora Simone, 10 secondi. A zona Jarre, attenzione, primo cambio difensivo. Elia in penetrazione, subisce il fallo. Barotta in una protesta abbastanza plateale. La tifoseria di Jarre non la prende assolutamente bene. Voglio sottolineare la sportività di Di Bella, staff Jarre, che è andato a chiamare un paio di tifosi che si erano fatti prendere un attimo dalla foga, sempre in maniera assolutamente corretta, però con forti proteste ai bordi delle transenne. Di Bella è andato con delle pacchettine a stemperare subito gli animi in una partita che, nonostante sia comunque infuocata, sottolineiamo, continua a viaggiare assolutamente sui binari della correttezza e della sportività, e di questo siamo assolutamente felici, anche perché proprio come in questo caso diciamo che è stato bravo in una partita in cui abbiamo elogiato gli attaccanti nell'accentuare o comunque nell'evidenziare, accentuare è brutto, nell'evidenziare i contatti. In questo caso è stato bravissimo Ruggero Elia. 11 secondi e 9 decimi a fine terzo quarto. Questa volta è la tifoseria di Jarre che prova ad intimorire Ruggero Elia dalla lunetta e a rendere quel pallone più pesante di quanto non lo sia. Assegno il primo. Assegno Elia. E
E allora sono 10 secondi. Radovic si prende una tripla di carattere. L'ho detto, un giocatore di sostanza. Scadono Meno 5 i 10 minuti alla fine. del terzo quarto. Il punteggio recita 49-44. Prendiamo questi 2 minuti. Radovic dimostra comunque solidità. Sì. Tiro da 3 a 5 secondi dalla fine, che poteva anche far partire un controattacco, un contropiede di Gravina. Nel frattempo a colloquio gli arbitri con Gabriele Vitale, che supervisiona il tutto Andrea Arena, dirigente del Gravina. Ancora a colloquio Vitale, che rinuncia di fatto al time out del suo coach. Si spiegano in maniera abbastanza Animata. concitata. Pacca di conforto. Andrea Arena verifica che tutto sia ok, e così è. Mini spot per noi. Non ci abbiamo il mini spot. Vi facciamo sentire live le tifoserie, che ovviamente finiscono di farsi Vogliamo sentire. far sentire. Allora andiamo a vedere i quintetti. Costa, Barotta, Saccone, Marzo, Radovic. Rientra Sidibbe insieme ad Elia, Renna, Spina e Capitan Barbera per coach Guadalupi. Sant'Ogito ancora tenuto in panchina. Ancora riposo finché si può. La sirena ci avvisa che i minuti di riposo sono finiti e che il quarto di questo derby sta per iniziare. E allora buona partita a voi che ci state seguendo. Spina. Blocco di Sidibbe. In guardia il capitano, non ci pensa su. Non va la tripla. Saccone in acrobazia. Quanto è saltato Saccone! Spina non protesta. Che salto! Spina si accusa del fallo. Era pronto su questa linea di passaggio a concretizzare l'ennesimo furto. Barotta. Saccone. Radovic. Blocco di Costa. Per il fondo Radovic. Bravo Elia. Ancora Costa. Dal centro. Barotta da 3. Barbera. Al rimbalzo. Una marea di rimbalzi per il capitano. Tanta sostanza anche per lui. Elia, contatto, Barbera ci pensa, Elia dal fondo, l'arresto, il tiro, sputato dal ferro, Marzo, Tutto perfetto, peccato per il finale. sfortunato qui, ed è Renna su Marzo, lo scarico per Radovic, passi. Fa tutto bene Radovic, che si era costruito. Non è la prima volta comunque i passi, deve essere attento. Spina, Elia, blocco di Sidibbe, cambio, Costa su Elia. Sidibbe, sportellate con Marzo. Contatto non fischiato. Barotta
non va. La rimessa è Gravina. Allora non si fischiano i contatti né da una parte né dall'altra. No, cambia un po' il metro arbitrale, diciamo, in questo quarto per adesso i contatti non vengono puniti, devono essere veramente evidenti. Rientra il professore Santonocito da te prima menzionato dopo appena 1 minuto e 40. E serve un po' sotto soprattutto. Eccolo qua, servito, lo scarico per Elia che prova la tripla, non va. Radovic, rimbalzo imperioso. Non era fermo Santonocito. No, invece sì. Allora l'arbitro non ha fatto il segno dello sfondamento, ma pare sia intenzionato a chiamarlo. Lo sfondamento? Sì. Infatti so Saccone dice non hai fatto però il segno. Non lo so. Fallo in attacco del numero 1. Vabbè. Allora sempre più 5, 2 minuti trascorsi in questo quarto. Barbera da Spina, ancora sotto da Enzo. Saccone si stacca e fa bene perché riesce a recuperare. Radovic si ferma, fallo antisportivo. No, questo non l'ho antisportivo non compreso. E quarto fallo, Tegola per la formazione di casa. Quarto fallo per Spina. Radovic in lunetta e attenzione perché quarto fallo per il playmaker di casa. Allora vediamo se Guadalupi deciderà di lasciare in campo Spina, così pare. Che ne pensi di questa scelta a 7 minuti dalla fine? Vabbè, non è a 1 minuto dalla fine. C'è da dire l'arbitro. No, quindi è rischioso lasciarlo in campo comunque. Ah, a 4 falli. Spina, pensavo la scelta dell'antisportivo. No, parliamo dei falli di Simone. Lo so, Ale, purtroppo qua sono scelte che si devono fare. Sicuramente Spina sarà molto più calmo perché ha fatto questi 2 falli nel quarto che hanno, diciamo, messo un po' in discussione la sua presenza in campo. Ne ha un altro da spendere finché ce la rimarrà in campo per Guadalupe. E allora il coach rischia il tutto per tutto lasciandolo in campo. Giarre riparte in attacco, ma Lucas non va. Rimbalzo di Santonocito. Barbera per Spina. Più 3 a 7:30 dalla fine. Renna finta il tiro, buono lo scarico dal capitano. Arresto e tiro. Bravo Simone. E bravo il coach che lo lascia in campo. Saccone, Marzo, Deducca su di lui. Saccone da 3, da solo, risponde Giarre in questo derby. +2, il clima è infuocato. Spina, Santonocito. Questa volta il fallo è alla difesa. Saccone molto plateale nelle proteste, attenzione. 2 tiri. E noi vi facciamo immergere nel clima della cittadella. Cambio, esce Renna ed entra la Mantia.
Non lo so, purtroppo poi in queste situazioni le partite vengono anche un po' condizionate sicuramente dalle chiamate arbitrali, però per adesso Sant'Onofito ha 2 opportunità. Il prof in lunetta. Non va il primo. Seconda gita in lunetta. 0-2, attenzione. Riparte Giarre. Saccone. Marzo, Malukas dall'angolo. Lo scarico. Saccone. Ci pensa? Da casa sua! No! Cioè, scusate, però. Non va! Tiro incredibile Non di va! Saccone. Elia! Non va! Marzo! Giarre, attenzione. Radovic, Malukas, fuori! Allora ragazzi, però non dovete andare così perché noi non ce la facciamo a starvi dietro. Troppo forte. Peccato, Giarre ha 2 occasioni interessantissime. 51 a 49. Ha trovato il tiro della sua vita. Saccone ha provato una tripla clamorosa, sputata dal ferro dopo aver danzato. Esce l'ottimo Radovic. Esce Radovic che si va a riposare. Riparte Gravina. E allora vi regaliamo questi ultimi 6 minuti avvincenti del derby. La Mantia, il capitano, Sant'Onofito, lo scarico per Spina, la sporca Saccone, ne mancano 5 per andare al tiro. Il gancio di La Mantia. Saccone, Malukas, Saccone, Casiraghi, palla persa. Allora, Giarre non sta concretizzando questi errori da parte di Gravina. Gravina non sta concretizzando gli errori difensivi di Giarre. Il risultato è che si resta sul più 2 per attentare le nostre coronarie soprattutto. Sì, già precarie. 5:20 dalla fine. Elia, bella la palla in post basso per Enzo che potrebbe giocarsela, non lo fa. Fuori da Spina. Barbera. Allora. Difficile qua. Allora, Barbera costretto a uno dei suoi tiri Pazzi. che io amo a causa dello scadere dei 24 secondi. Fallo Hanno chiamato sul minuto rimbalzo per noi, per difensivo, ricostruire. ma non c'è bonus. Allora, situazione falli importante in questo quarto quarto. Ancora 2-2. Vede 3 falli di squadra per il Gravina appena aggiornati e 2 falli di squadra per il Giarre, quindi ancora nessun bonus, ma si resta sul più 2 a 5 minuti esatti dalla fine di questo derby. Tanti bambini per il Giarre tra la tifoseria. Si rientra. Dai Gravina! Quintetto invariato per Gravina. De Dolco, Casiraghi, Marzo, Vitale, Malukas. Rientra Vitale per Saccone. E allora nuova occasione per Giarre per rimettere sui binari della parità questo incontro. Vitale.
C'è Spina su di lui. Marzo, blocco di De Dolco. Bravi. Questa volta l'asse è Marzo De Dolco per la parità a quota 51. Santonocito, bellissimo! Il taglio cieco di Lamantia! Che bello il basket quando è così. Di nuovo muso in avanti. 14 punti per Lamantia. Mancano 14. Vitale, forse aveva lo spazio per il tiro. Infrazione di passi. Aveva forse qui l'occasione Vitale di rischiare la tripla, ma non se l'è sentita. Lo scarico per De Dolco e la partenza in penetrazione con l'infrazione di passi sanzionata dall'arbitro Crisafulli. Signorelli per Spina. Un lungo in campo, uno in più per la squadra di Guadalupi. Attenzione. Palla persa. Questa volta Lamantia versione playmaker. Palla persa. Allora noi siamo chiamati a fare anche un'analisi tecnica, no? A volte sì. E allora possiamo dire che in questo momento il cambio di Spina, che era in cabina di regia, ha portato due azioni in attacco impostate da playmaker, prima da Elia e poi da Lamantia, e con conseguenti due palle perse sul pressing di Jar. A questo punto forse bisognerebbe capire chi si incarica di portare la palla avanti, perché palle perse così non possiamo permettercene. No, deve stare attento il Gravina qua. Attenzione, perché siamo anche a 4 falli di squadra e allora dal prossimo fallo bianco-rosso saranno tiri liberi per il Gravina. Marzo, Casiraghi, Marzo, ma Lucas da solo, dall'angolo, non va. Santonocito, 53 pari. Ne occupa Barbera. Non sfrutta l'occasione di portarsi in vantaggio Giarre. Barbera in penetrazione, bellissimo lo scarico per Signorelli, che da solo non trova il canestro. Ma Lucas, Marzo, il raddoppio, De Dolco, 2 punti, vantaggio Giarre. Elia, fallo di Marzo, doppio cambio per coach D'Urso, che rimanda in campo Varotta e Saccone, cambio invece per coach Guadalupi che rimette Spina. Escono Malucas e Casiraghi ed esce Giuliano Lamantia per il Gravina. Giusti tutti i cambi, forse non lo so, ma Lucas non stava facendo male per il Giarre. Spina per forza devi metterlo. Signorelli, Santonocito, non va, e adesso è fondamentale difendere. Vitale, Marzo, Gravina uomo, De Dolco, il blocco, Marzo, Saccone, Elia su di lui, Saccone, il no look, 24. Ottima la difesa di Giarre. Peccato per questa azione, perché Saccone comunque gran passaggio. Ottimo per il Gravina, che adesso ha 2 punti da recuperare per il pareggio. E allora vediamo
come sceglie di giocarsela il Gravina. Spina, supera Vitale, Barbera, si fa sotto, se la gioca, non se la gioca, lo scarico, Signorelli, fischio, 3 secondi o passi? Ero distratto dal vedere la tripla che non è entrata. Non so, forse 3 secondi. No, passi. Chiamata infrazione di passi. Allora, brava qui Giarre a chiudere sugli scarichi sotto canestro del Gravina. E allora attenzione, perché Giarre hanno nuova opportunità di incrementare il vantaggio. Saccone, airball, airball di Saccone, 1,40, 5-3, 5-5. Bloccato. Spina. Il blocco di Sant'Onofrio. Barbera. Elia. A tabella! Con l'aiuto della tabella per la nuova parità e per il nuovo cambio da parte di entrambe le squadre, la mantia per Signorelli e Malukas per Saccone. L'avevi detto che non si poteva stare senza Malukas. Eh sì, poi Saccone ha sbagliato questa occasione, l'allenatore diciamo forse preferisce Malukas in campo. 1,29, parità. Ah, c'è un minuto. C'è time out chiamato da coach D'Urso. E allora andiamo a vedere gli score personali delle due formazioni. Doppia cifra per Ruggero Elia, quota 10, 13 per Sant'Onofrio, mentre Giarre vede De Dolco a quota 10, 11 per Gabriele Vitale, 11 per Malukas. E poi abbiamo i 7 di Lamantia, i 7 di Radovic. Sì, hanno segnato un po' di persone. 4 falli a testa, in bonus entrambe le squadre. Diciamo il minuto e 29 scoppiettante, ci aspetta sicuramente il cardiologo, sarà felicissimo di questa partita per tutti quelli presenti. Possiamo anche iniziare a paventare un rischio overtime che a questo punto che potrebbe tranquillamente spuntare. Punteggio comunque molto basso, molto basso. Tanti errori, buone difese sicuramente. E allora mettetevi comodi, pronti per questi ultimi 89 secondi di Gravina Giarre, derby di C unica. Sandwich su Vitale. Barotta per Marzo. Barbera su di lui. Due tiri. Subito sfruttano il bonus i giocatori di Giarre. Contatto su Vitale che cercava di prendersi un consegnato da Marzo. E allora Tegola. Prima Tegola. Perché sono 5 i falli per Ruggero Elia. Rientra Signorelli. E Spina ne ha 4. Glaciale Gabriele Vitale. Più 1 Giarre. Più 2 e cambio. Ancora dentro Saccone, abbassa il quintetto, no, perché esce Vitale. Esce proprio Vitale. Sembrava stesse uscendo De Dolco, invece no. Curiosa.
la sostituzione di D'Urso. E allora insegue il Gravina, ancora a uomo Giarre, Spina per Signorelli, per il capitano, e qui bisogna trovare il canestro. Signorelli sotto canestro, attenzione perché si sono azzerati 24, non capiamo perché, no, 14. Il capitano ci aveva pensato a ripetere la tripla dell'ultima partita casalinga, poi ha tentato questo scarico su Signorelli. 1 minuto e 05. Sant'Onofrio. Ma che canestro fa? Che canestro fa? Il professore per la parità. Saccone, De Dolco, Marzo. Contatto. 2 tiri per Marzo. E non vorrei essere nei panni del talentuoso esterno giarrese, Tanti errori oggi per Marzo ai liberi. che non ha avuto oggi Ottima un'ottima percentuale. relazione con la linea della lunetta. Questa è la Cittadella. Assegno il primo. La mano non trema quando conta per Marzo. E sono 2. Ancora avanti Giarre. Rientra Costa. Esce De Dolco. Più 2 Giarre, 45 secondi. Minuto. Nuovo time out. Nuovo time out. Allora, che si fa? Si disegna un attacco, si indica una preferenza offensiva. Allora, per quanto mi riguarda, nel senso, al momento Giarre come lungo ha soltanto Costa in campo, quindi potrebbe essere un'azione per Sant'Onofrio. Comunque Stavo dicendo che passa per le mani di Sant'Onofrio. Stavo dicendo esattamente questo. Mi immagino un'azione disegnata probabilmente per sfruttare la concretezza e la solidità sotto canestro o comunque di uno Sant'Onofrio. scarico poi esterno per gli arcieri del Gravina. In campo al momento c'è Barbera. Vediamo un po'. Vai Simone! E siamo tornati. Si parte dall'attacco. Allora andiamo a vedere tutte quelle che sono state le nostre ipotesi, come si concretizzeranno con questa fondamentale azione offensiva. Sant'Onofrio si occupa della rimessa, vediamo se arriva un blocco di Lamantia. No, arriva un blocco per Lamantia. Ecco la palla sotto per Enzone che se la gioca e subisce fallo. Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. A zona, però Sant'Onofrio è l'unico che può sfondare in questo momento la difesa. L'abbiamo disegnata Si prende anche 2 tiri. noi. Si prende questi 2 tiri. E allora noi andiamo nel silenzio più religioso. Assegno il primo. Sono 16 per Sant'Onofrio, sempre top scorer. 16. Non va. Attenzione perché non va. Saccone. Difesa. Difesa ragazzi. Vitale sul cupo del cambio. Marzo. Azione fondamentale. Non bisogna fare fallo, bisogna difendere. Marzo. Lo scarico per Saccone. Canestro. Saccone gela la tribuna da parte Gravina.
La Genoa perché comunque aveva una tripla abbastanza aperta, preferisce andarsi a prendere il fallo probabilmente. Preferisce avventurarsi nel cuore dell'area dove... la gloria. Ragazzi, non è finita! E la trova. Lui probabilmente cercava anche un contatto, il fallo, il libero. Chissà cosa cercava, ha trovato anche i 2 punti un po' rocamboleschi. +3. Jarre, 12 secondi, 50. No, sottolineiamo davvero il coraggio della scelta, perché questa è un'azione dove se non fai canestro stai dando praticamente il match point alla squadra di casa, sì. Quindi... E con 3 punti, fra l'altro, sei, tra virgolette, più sereno. Mal che vada, overtime, ovviamente. Non è questo che vuole Jarre, è questo che vuole Gravina al momento. E allora questa volta si disegna davvero... Una tripla. O una tripla o comunque un'azione rapida per poi magari mandare in lunetta Jarre. Sì, qua ci vuole testa. Ci si affida agli arcieri, come hai detto tu prima. Rientra la Mantia. Rientra pronto. 12 secondi. Stavolta la rimessa la fa Spinel. 12 secondi. Gravina 58. Jarre 61. I lunghi sono pronti a fare il blocco. Siamo pronti a vedere chi la spunta in questo derby. La Mantia marcato, attenzione, ancora la Mantia. Lo scarico, fallo. Fallo, si va in lunetta. Con 8 secondi e 5 decimi. Ci va la Mantia, ci va Signorelli. Interessante perché poi rientra Vitale. Sidibe per Spina, Vitale per Saccone. Vogliono prendere il rimbalzo probabilmente. Vitale si congratula giustamente con Saccone, lo fa anche D'Urso e lo fa tutta la panchina. Bravo Saccone. Signorelli dalla lunetta. Non va. E qui si sbaglia. Qua non ha senso segnare. Ribalzo di Jarre, c'è fallo. Con un passo di break dance di Vitale da terra. 2 liberi. 6 secondi 80. 8 decimi. Forse uno dei migliori dalla lunetta per il Jarre. Nonché top scorer oggi per il Jarre, 13 punti per Vitale. Ah, ma il attenzione, fallo è stato su Costa. Errore dell'arbitro. Stavo per dire che infatti il fallo mi sembrava su Costa. Aveva percosso Costa, mi era sembrato di vedere. Glaciale Costa. Più 4. Più 5 anzi. Barbera da 3. Non va. Finisce qui. E allora questo primo derby di C unica lo vince il Basket Jarre al termine di una partita avvincente, combattuta e sottolineiamo assolutamente leale, sportiva e corretta. (63-58) Jarre, sì, la partita è stata bella. Purtroppo Gravina alla fine non è riuscita a incidere come nella scorsa partita in casa. Jarre ha tenuto stretto e poi con Saccone ha dato la botta finale. E allora Jarre conferma il suo
il suo momento vincente. Trend positivo. Dopo aver battuto Comiso, batte anche Gravina fuori casa, va a prendersi il meritato applauso della sua tifoseria. Gravina si va a prendere l'applauso della sua tifoseria dopo aver effettuato il grido. Non è successo nulla, il campionato resta assolutamente equilibrato, ci si proverà già dalla prossima a ripartire con una vittoria. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Ci vediamo fra 2 settimane qua per un'altra partita in casa. Grazie appunto per averci seguito. Un saluto da Alessandro Randazzo e da Alessio Boschi, alla prossima. Buona serata.